Scopri l'eccellenza della grafica digitale con Digital Vision. Situati in via Giorgione, 13 a Ramon di Campagna TV, offriamo soluzioni innovative e personalizzate per trasformare le tue idee in realtà. Affidati a noi per stampe di alta qualità, design creativi e servizi digitali su misura. Digital Vision, il tuo partner di fiducia per una comunicazione visiva vincente. Un luogo dove la ristorazione diventa esperienza. Nel cuore di Vicenza, unisce cucina, convivialità e cultura del gusto in un ambiente elegante ma autentico, capace di far sentire ogni ospite parte di qualcosa di speciale. Qui la tradizione italiana incontra la creatività contemporanea, piatti curati nei dettagli, ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e una cucina che valorizza sapori riconoscibili ma mai scontati. Accanto alla proposta gastronomica, la pizzeria esprime lo stesso spirito, impasti studiati, materie prime di qualità e abbinamenti che vanno oltre l'ordinario. Ovo Sodo è anche ricerca e scoperta. Una cantina importante, degustazioni guidate, eventi esclusivi e format esperienziali trasformano ogni visita in un percorso da vivere. Non solo da assaporare. Dalla cena quotidiana alle serate speciali, dagli spazi intimi alle esperienze private. In un ambiente dinamico, raffinato e accogliente, dove il tempo rallenta e il piacere della tavola diventa protagonista. Un ristorante, una pizzeria, un luogo da vivere. Sono le 20:30 in punto e finalmente possiamo dare il battesimo a Zona Futsal, la prima puntata della trasmissione che andrà a raccontare il dietro le quinte del calcio a 5 regionale del Veneto, dalla Serie A alla Serie D, un po' come dal Manzanar al Reno, insomma, giusto per sfogarci un po' e placare quella tensione che ci fa. E ovviamente ci sarà anche da parlare di calcio a 5 femminile. Ma partiamo dal nome, Zona Futsal, e qui un grande ricordo per il sottoscritto che è cresciuto con quello che è stato il grande Grifo. Zona Grifo era la trasmissione che il mio maestro, il mio mentore, il grande Tru aveva ideato ben 24 anni fa, quando appunto l'Arziano Grifo vinceva gli scudetti. Quel Zona c'è ancora, come c'è ancora il ricordo dell'amico Michele, e c'è anche ovviamente il ricordo di tanti amici che da lassù stanno facendo il tifo per le rispettive squadre. Uno degli ultimi, tra l'altro, altra persona che mi lega tantissimo a questo mondo è il condottiero Lucio Solazzi, che abbiamo salutato diciamo in modo prematuro. Ciao Lucio, ciao Michele, e ciao anche a tutti voi, buonasera a tutti voi che ci state seguendo da casa per questa prima puntata. Ovviamente un programma work in progress, perché è anche la prima volta per chi vi sta parlando, un sogno che si avvera finalmente, e per chi è dietro le quinte. Quindi subito il primo ringraziamento va ovviamente ad Andrea Di Giambattista, che di calcio a 5 non ne capisce proprio zero di zero, proprio niente, però ha grande passione e grande talento. E un grande ringraziamento al pezzo grosso che sta sempre dietro le quinte, il buon Michele Di Giambattista, il responsabile del calcio a 5 Veneto appunto. Ma se parliamo di Veneto, andiamo subito allora a salutare chi dovrà darci il battesimo. Giuseppe Ruzza, Don Beppi Ruzza, perché appunto deve darci il battesimo il presidente del calcio della FIGC-LND del Veneto. Ciao Beppi e benvenuto a Zona Futsal. Ciao e buon lavoro, ciao. Grazie Beppi. Tra l'altro, Ciao. Beppi, appassionato di calcio a 5 di anno in anno, grandi numeri, grandi cose, ci si vede sempre inizio anno a Tombolo. Quest'anno ti sei fatto 4 giorni intensi. Tu non sei testimone, vero? Mi hai visto sempre, mi hai visto. Va bene. Però
Beppi Ruzza da casa in collegamento con noi, poi una breve chiacchierata con te perché è giusto che ci sia proprio tu a darci il battesimo. Siamo anche qui in studio, dagli studi li abbiamo chiamati di Media Gol, giusto per fare un po' di concorrenza a Mediaset, chissà che possano chiamarci anche là. Noi abbiamo anche due ospiti, iniziamo subito a presentarli. Il primo gioca praticamente in casa, è il presidente, è un neofita presidente del Vicenza Calcio a 5, Jacopo Tranquilli. Benvenuto Jacopo qui a Zona Futsal. Buonasera, grazie Stefano ancora per questo invito a questa serata inaugurale di Zona Futsal. Grazie. Zona Futsal in collegamento live sulla pagina, sul canale YouTube di Futsal Veneto TV, dove potrete anche sbizzarrirvi nel fare le domande anche scottanti ai protagonisti. Jacopo Tranquilli, la parte diciamo dirigenziale di questa sera, e al suo fianco un tecnico che da qualche stagione, sono 13, Alessandro Donisi, allena il calcio a 5, oggi Futsal Montello 2020. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera e grazie per l'invito. Beh, ovviamente io non sono tanto per il salve, buonasera, il lei, qua siamo nella casa del futsal, dunque va bene il tu e su questo non ci piove. Torniamo un attimo da Beppi, da casa. Beppi, intanto tutto bene? Il calcio Veneto, calcio 5 Veneto sta bene? Ma penso di sì, grazie a Michele, e quindi io credo che stia abbastanza bene, abbastanza. Noi vorremmo uno sviluppo maggiore che non c'è. Ogni tanto, ogni anno perdiamo qualche squadra e questo ci fa star male. Approfitto però di quello che hai detto tu, mi hai chiamato Don e quindi mi hai chiesto di benedire la trasmissione. Lo faccio volentieri a pieno titolo perché forse Michele lo sa, mi sembra di averglielo detto, ma io ho fatto il seminarista, quindi un po' prete lo sono, un po' don lo sono, quindi benedico volentieri questa trasmissione, nella speranza che si possa discutere in maniera costruttiva e che ci si possa anche divertire, perché lo sport è soprattutto divertimento. Lo sport è divertimento, il calcio a 5 di divertimento ne regala tanto, lo regala anche quando arrivano quegli 0-0, risultati davvero strani, ci sono partite che finiscono in goleada, partite meno. Beppi, tornando un po' a quello che è stata la kermesse di Tombolo, confermatissima e super apprezzata. Il calcio a 5 nel Veneto, sì, magari qualche squadra durante gli anni sono state perse, qualcuna di nuova entra poi nel giro della FIGC LND, però va detto che c'è una grande squadra, c'è appunto Michele Di Giambattista che coordina un grande gruppo di persone, di volontari che portano in alto i colori veneti. L'abbiamo detto sempre, mi secca ripeterlo perché poi si monta un po' la testa e quindi questo non è bello, però effettivamente Michele con la sua squadra, perché non dimentichiamo anche Andrea ci accompagna sempre, Andrea ci intervista, Andrea riprende. Io mi ricordo il viaggio che abbiamo fatto in Calabria, quindi un viaggio lungo per il calcio a 5, ed è stato estremamente divertente passare. Quella volta mi ero ripromesso di seguire le rappresentative del calcio a 11 e del calcio a 5 dall'inizio alla fine. Posso assicurare che per uno che sta giorni e giorni, Michele lo può testimoniare davanti al computer, chiuso fra quattro mura, finalmente respirare calcio a 5, respirare questa giovinezza dei ragazzi delle nostre rappresentative mi ha fatto bene più di qualsiasi altra medicina. Poi Michele è una fucina di idee, Zona Futsal lo sta a dimostrare, l'hai detto, e quindi complimentissimi a Michele e alla sua squadra. È innegabile che il motore è lui. Il motore è lui, anche se però va detto costa alimentarlo, perché un motore di dimensioni importanti, ve lo dice qua lo snello, il vostro test. Stefano diventa sempre più esigente, per quello mi devo fermare, capito? Dopo vado a mangiare perché se io sto qua non faccio altro che fare complimenti a Michele, dopo lui si monta la testa anche se dice di no, ma è così, poi viene in consiglio e non chiede più, dice ho bisogno di questo, quando me li date, punto, e non va bene.
non va bene soprattutto per uno che è attento anche ai 100 euro. No, sto scherzando ovviamente, sto scherzando, lui sa perché sto scherzando. Beppi, appunto, hai aperto tu il discorso, l'ultima domandina, poi ti lasciamo alle tue altre priorità. Ti piace Sanremo? Visto quest'anno. Comunque negli ultimi anni l'ho seguito abbastanza, però E- quest'anno per un motivo o per l'altro non riesco a seguirlo perché, come dimostra anche questa sera, c'è sempre qualche impegno. Però devo dire che negli ultimi 2 o 3 anni ho indovinato anche il vincitore, che tutti mi prendevano per pazzo, ma insomma, quindi l'età c'è e quindi vuol dire che un po' di esperienza ce l'ho. Ecco, come Michele sa, e visto anche la premessa del seminarista, io non rinuncerei, anche se c'era Michele, anche se c'eravate voi, se ci fosse stato Don Matteo non avrei rinunciato a Don Matteo alla trasmissione, alla trasmissione appunto di Don Matteo. Grazie Beppi. Beh, l'ultima domanda, appunto, volevo dirti, lo hai un po' aperto tu il discorso, si sta già pensando a quello che saranno i prossimi, insomma, i prossimi campionati a livello di selezioni regionali, il torneo delle regioni dove il Veneto regala sempre emozioni. Si sta facendo un grande lavoro, sono settimane queste dove ragazzi e ragazze di tutto il Veneto sono impegnati nei vari centri di allenamento con amichevoli, i talenti comunque non mancano e quindi insomma c'è speranza che il calcio a 5 possa avere ancora una grande e lunga continuità. No, il calcio a 5 che è una, come dire, una disciplina moderna, accattivante. Vi racconto un fatto. Io sabato sono tornato da Verona dove abbiamo fatto il convegno sui premi di tesseramento. Lo dico sottovoce per carità che qualcuno non ci pensi poi di interrogare su questo perché non è più finita. Sui premi di tesseramento e sui premi di formazione. Quindi sono tornato un po' stanco e mi sono messo a vedere il Venezia di calcio a 11. Venezia-Pescara, ho detto, è una partita tranquilla, boom, subito sotto il Venezia. Mi manda il messaggio mio figlio, stiamo facendo schifo, la Juve sta perdendo, l'altra mia squadra. Ho preso, sono andato a vedermi il Mestre Fenice con la squadra di Belluno. Arrivo là, il Mestre Fenice sta perdendo 2-0. Porca miseria, ho detto, non è proprio giornata. Ha vinto 7-2, una partita estremamente bella, proprio corretta, tecnicamente validissima e quindi mi sono ripreso e mi sono divertito. Noi le rappresentative le seguiamo tutte sia il calcio a 5 che il calcio a 11, soprattutto quest'anno che abbiamo fatto nel calcio a 11 un cambiamento, oserei dire quasi epocale, perché sono un po' di anni che non vinciamo, a parte il femminile, siamo arrivati secondi l'anno scorso in Sicilia, ma stiamo puntando perché? Perché costa molto e perché il Veneto costa molto, quindi dobbiamo dare delle risposte. Il Veneto ha una tradizione che raramente torniamo senza niente da queste trasferte. Quasi mai torniamo senza niente con il calcio a 5 che ci ha riempito la sede di coppe, per fortuna. Col calcio a 11 siamo un po' in sofferenza. Ieri ho passato dalle 3 fino alle 21:30 al centro sportivo Taliercio del Venezia con l'Under 15 e Under 17 il femminile. E ho visto delle rappresentative che le amichevoli non vogliono dire niente, ma ho visto un impegno e ho visto una serietà da parte dei tecnici che sembra propedeutica per un buon percorso. Mi piace ricordare anche, l'hai detto tu all'inizio, poi termino perché altrimenti porto via troppo spazio. Piace ricordare anche il calcio femminile dove proprio un'idea di Michele di fare, che sembrava irraggiungibile, di fare quel campionato misto con l'Emilia Romagna, è già il terzo o quarto anno che lo facciamo. Per fortuna è arrivato anche il contributo 2 o 3 giorni fa del 2023-2024, tra poco arriverà il contributo del 2024-25 e siamo riusciti a fare questo campionato con soddisfazione, credo, di tutte le società. Dispiace
tu c'eri Stefano, dispiace che nella Final Eight quest'anno del femminile abbiano vinto due squadre, prima e seconda, due squadre emiliane, quindi questo ci disturba un po' per il risultato, per la vittoria delle squadre e anche perché dare la coppa, che quest'anno toccava a noi organizzare, dare la coppa ad altre di altre regioni, non è che ci soddisfi molto. Dai. Comunque è un Però bel comunque campionato c'è stata grande passione, grande spettacolo, dunque insomma i tifosi si sono divertiti. Beppi, noi ti Ehi, ringraziamo, ovviamente porto anche un ringraziamento da parte di Michele Di Giambattista che gli dietro alla regia per la tua benedizione. Jacopo, Alessandro, volete chiedere qualcosa al buon Beppi? Io direi di dare l'appuntamento a Beppi verso fine stagione per gli Oscar del Futsal, chissà che sia una nuova idea. Adesso io le lancio lì piano piano. Mai dire mai, magari la novità se ne sta parlando da un po' di tempo con il buon Michele, insomma so che Beppi in caso ci sarà sicuramente. Ma io quello volentieri. che mi sento di dire è che spero di poterla conoscere presto di persona, il Presidente Ruzza, e complimenti per tutto quello che ha fatto negli anni e che continua a fare. Noi come Vicenza Calcio a 5, diciamo, esordienti in questo mondo, vedremo di tenere alta la bandiera dello sport per il Veneto. Grazie, volentieri, ci vediamo quando lei vuole. Noi siamo sempre a disposizione. Invece Alessandro, giusto per mandarti un saluto, Beppi, spera di rivederti magari non per una nuova finale di Coppa Veneto. Quest'anno ha ricevuto la Coppa dalle tue mani, dalle mani insomma, dei tuoi collaboratori. L'anno prossimo lui sta facendo gli scongiuri del caso come tutti quelli del Montello, insomma spera di salutarti, magari di ritrovarti in tribuna, vero Alessandro? Assolutamente sì. È sempre un piacere trovare Beppi, soprattutto quando mi dà una coppa. Però, Non era la prima insomma, volta tra l'altro. no, non era la prima volta, ma restiamo umili. Però insomma dai, quello che fa lui, quello che fate voi per questo movimento è fondamentale ed è giusto che vi venga anche riconosciuto. Quindi un ringraziamento anche da parte mia, anche a nome del Montello sicuramente. E in bocca al lupo per tutto, eh. Grazie Beppi, ci vediamo in campo, mi raccomando, sempre forti perché il calcio a 5 Veneto deve continuare a primeggiare. Sicuro, sicuro. Ciao Stefano, buon lavoro. Ciao Miki, ciao. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao, grazie Grazie, Beppi. grazie, grazie, Buona serata e grazie buon a voi. Sanremo, buon Sanremo. No, non lo guardo più. Ciao Beppi, Ciao, grazie mille. ciao, ciao, ciao. Queste erano le prime parole che hanno dato il là a questa nuova trasmissione, a questa nuova avventura di Giuseppe Ruzza per tutti. Beppi Ruzza, il presidente della FIGC LND del Veneto. Intanto timidamente qualcuno sta scrivendo, salutiamo Filippo ed Omar che hanno iniziato a scrivere nella chat attiva di questa trasmissione che va in diretta sul canale YouTube di Futsal Veneto TV. Diciamo la parte istituzionale l'abbiamo superata sicuramente indenni. Al momento ragazzi bisogna fare i complimenti anche a Michele perché la connessione sta andando alla grande, quindi insomma tutto quanto va perfettamente dietro le quinte, anche il buon Andrea, non mi smetto di ringraziarli. Inizio diciamo che prima di parlare anche con i nostri protagonisti, perché qua dicono parla solo il test ed è anche vero, insomma sono abituato, a casa non posso mai parlare, quindi posso sfogarmi qua. Beh, ringraziamo per il bellissimo logo. Ciao Bea, la mia principessina, mia figlia, che ci ha fatto il logo, l'abbiamo fatto un po' tribulare, ma giustamente. E poi ringraziamo tutti quelli che ci danno sostegno, avete visto gli spot, direi anche di dire grazie a Digital Vision di Ronny, che ci ha permesso di allestire qui gli uffici di Media Gol a Bolzano Vicentino. E la trasmissione andrà in diretta appunto sul canale YouTube di Futsal Veneto TV tutti i giovedì sera dalle 20:30 alle 21:30/22, dipende anche quanta fame hanno i nostri ospiti e quanta sete. Nelle gole secche ci sarà anche un piccolo spazio pubblicitario. Detto questo, Michele, io direi di partire intanto con una carrellata, uno sguardo veloce a quello che è il nazionale, perché appunto questa sera abbiamo due ospiti del campionato regionale, però
si parla anche di campionati nazionali. Intanto salutiamo Monica Zigiotto, testoni numero 1, lo so, a sopportare tuo marito sono il numero 1 anche io. Ciao Monica, grazie mille. Campionati nazionali che ovviamente vanno dalla Serie A alla Serie B, e sabato qualcun altro si starà toccando, il Bissuola, ma gli manca un punticino. Potrebbe essere la prima squadra che viene promossa, io glielo auguro. Ale, tu che conosci sicuramente il buon Nicola Vamos Paglianti, un Bissuola che ha lavorato tanto per arrivare lì, ci è arrivato tante volte vicino, e l'augurio è di rivederlo qui la settimana prossima, insomma, a festeggiare quella meritata promozione per la formazione veneziana in Serie 2. Ma guarda, l'hai detto tu, io credo che questa molto probabile vittoria del Bissuola, usiamo ancora il condizionale, sia il premio della continuità del lavoro. Loro da anni lavorano bene fin dal basso, sono molto attenti, molto bravi. Nicola Paglianti è un bravissimo allenatore, trasversale, e loro da anni sono terzi, quarti, secondi, e obiettivamente quest'anno hanno dominato il campionato, quindi complimenti a loro, ma torno a dirti, è il premio della programmazione, e quindi secondo me acquisisce ancora più valore questa promozione. In Serie B il Bissuola sta vincendo il suo campionato, nell'altro girone anche l'Antenore sta regalando grandi emozioni. Jacopo, in A2 Elite c'è il Petrarca Padova che sta lottando i vertici, è partito piano piano ma adesso è lì davanti. In A2 c'è il Cornedo, parliamo appunto degli amici del Cornedo, società storica, una delle più vecchie. Saluto anche l'amico Nicola Ciatti, l'amico Luca Consolaro che conoscete bene. Un Cornedo, sei stato anche tu sabato nel palazzetto. Quanto è emozionante giocare in mezzo a una bolgia, l'abbiamo visto anche nel video inaugurale, che c'era uno spezzettone di tifoseria della Torsida blu amaranto, insomma è emozionante, dà la carica non solo ai giocatori ma anche a chi come te nella veste di dirigente deve investire su questo sport. Assolutamente sì, sabato ho avuto la fortuna di assistere a una super partita, veramente molto combattuta, a un livello molto alto, e ho capito perché mi sono innamorato anche di questo sport. Per riprendere un attimo il ragionamento prima che il presidente Ruzza, dove in confronto ad altri sport, cioè ad altre squadre di calcio a 11, l'emozione che regala il calcio a 5 di ribaltamenti di fronte in pochi minuti, in pochi secondi, è qualcosa di incredibile. E quindi sabato a Cornedo ho avuto la conferma una volta in più della meraviglia di questo sport, in quella cornice poi che è magica davvero, è storica. Chiaramente il pubblico è il sesto uomo. Non c'è dubbio. Noi abbiamo iniziato, ripeto, anche se con personalità, però siamo entrati in questo mondo in maniera educata e umile sicuramente, anche se, ripeto, con una chiara intenzione di far capire dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare. E a Cornedo, a partire dall'amichevole fatta a settembre, c'è stata un'accoglienza veramente importante, veramente questa cosa qui a noi ci ha colpito, in particolare nella figura del loro direttore generale Michele Pretto, che saluto e che ringrazio per aver dato il via, proprio lui, questo input a questa amicizia, perché è proprio questo, secondo me, che il calcio a 5 ha bisogno, di creare sinergie, di creare cordate, creare situazioni come questa di questa sera, di questo vostro progetto, che fa bene non solo allo sport in generale, non solo al Veneto, fa bene ai giovani, e Corredo poi sui giovani è un esempio che per noi è proprio da idolatrare e da seguire e da imitare da qui ai prossimi anni, e quindi veramente tanta tanta roba la realtà del Cornedo, e noi siamo felici e onorati di aver creato questo, chiamiamolo gemellaggio, con una realtà meravigliosa che può far bene a difendere il calcio a 5 del Vicentino. Salutiamo Marco Doria, dopo ritorneremo a Marco Doria
allenatore responsabile, anche diciamo tuttofare del Valli Chioggia, e mi avete lanciato 2 input, uno su quello che è il calcio a 5, ribaltoni e via dicendo. Sabato con Andrea che faceva le riprese eravamo a Giorgione, 4-0 per il Bubi Marano, mancavano 13 minuti alla fine della partita, poi grazie all'amico Nicola Stefani che è bravissimo in campo e anche a far spinare le birre, insomma una vittoria pazzesca 7-5. E poi i giovani, Cornedo i giovani, Mestre Fenice tanti giovani, proprio l'altro ieri si sono affrontate negli ottavi di finale di Coppa Italia Under 19, ha avuto meglio la formazione del Mestre Fenice, e cosa ve lo diciamo a fare, quanti campioni sono usciti da quella squadra. E allora io ne saluto uno che vale per tutti, il buon Zanotto, portiere, io che sono innamorato dei numeri 1, un giocatore che saprà fare la sua strada, saprà prendersi i suoi spazi, le sue emozioni. Alessandro, tu che sei anche il mister, il calcio a 5 sì è Veneto, ma ci sono le possibilità di prendere orizzonti importanti, insomma il calcio a 5 nazionale guarda molto al movimento, specie giovanile del Veneto. Ma assolutamente sì, anche perché il Veneto è pieno di realtà che lavorano molto bene. Penso al Cornedo, dove io ho avuto anche la fortuna di allenare, ma penso al Villorba, penso alla Camedosson, penso al Bissuola, penso al Mestre. Mi scuso se ne scordo qualcuna, ma sono davvero tante. Ovvio che c'è sempre più bisogno di tecnici molto preparati, strutture, però è ovvio che al giorno d'oggi è importante crearsi un futuro in casa. Noi stessi a Montello abbiamo in quintetto 2 giocatori del 2005 che giocano titolari, anche se a noi ci manca un settore giovanile, però dal punto di vista dell'anagrafe non è tanto importante quanti anni hai, è quanta testa hai, quanta maturità hai e quanta voglia hanno i mister di farti emergere, perché fare giocare il giocatore esperto è bello, è semplice ed è più facile, però è anche tremendamente soddisfacente prendere un giocatore come Panzera del 2005 e prenderlo dal calcio 11 con 1000 limiti al 18 di agosto e adesso vederlo essere decisivo in un campionato tremendamente difficile come quello di Serie C1. Credo che società come il Cornedo, come il Bissuola, come il Mestre, come la Marca e quant'altro siano esempio e debbano essere da spinta per gli altri. Spinta per gli altri, che tra l'altro poi parleremo anche di storia giovanile a Vicenza, perché si sta costruendo qualcosa, si vuole costruire qualcosa, lo salutiamo anche il buon Luca Cavarretta del vostro DS che è molto legato a quella che è la formazione Under 21. Tra l'altro Rovereto, Prata, Pordenone non fanno parte della regione Veneto, ma in Under 15, in Under 17 vengono a giocare nel campionato Veneto perché c'è qualità, e quindi questo insomma la dice lunga sul lavoro che si sta facendo nella nostra regione. Jacopo, appunto si parlava di giovanili, voi siete partiti da poco, iniziate un percorso, volete implementare con il settore giovanile, si parlava di giovani con la testa, loro hanno anche un capitano che è giovane, voi il capitano però giovane non ce lo avete. Ha anche poca testa, salutiamo il buon Stefano Pareto, questa gliela dovevo. No dai, a parte le battute, insomma, anche voi dovete puntare sul settore giovanile perché insomma è quello che il futuro attende anche in casa biancorossa. Beh, innanzitutto, visto che l'hai nominato, un saluto al nostro capitano Stefano Paretto che quest'anno veramente sta capitanando lo spogliatoio in maniera esemplare col frutto della sua esperienza, e a proposito della sua età bisogna dire che lui veramente è una forza della natura e davvero sta facendo sicuramente la differenza nella nostra squadra dentro e fuori dal campo, quindi un in bocca al lupo per concludere la stagione al meglio al nostro capitano. E parlando di giovani, assolutamente sì, quando il nostro progetto nasce con delle missioni ben definite, in particolare 3, che una è quella di riportare la nostra squadra di calcio a 5 che rappresenta la città
in maniera istituzionale, in quanto da subito patrocinati dal comune, dalla provincia, e riportarla a livello nazionale da qui a pochi anni. E poi sicuramente quella di essere molto attivi nel sociale. Già da subito quest'anno ci siamo adoperati per collaborare con degli enti, delle realtà importanti che aiutano chi più ne ha bisogno, e penso che lo sport di base debba essere questo, e non ci sarà sicuramente missione più importante che quella dedicata ai giovani. Il nostro progetto di creare una vera e propria academy, da qui, ripeto, a qualche anno, ma già con l'anno prossimo dare un segnale forte, importante. Quest'anno abbiamo, oltre alla prima squadra, abbiamo creato la nostra primavera, la chiamo così, ancora io sono legato un po' ai termini quelli di una volta, però insomma la nostra Under 21 con non poche difficoltà, ma anche lì si è creato veramente un bel gruppetto di ragazzi affamati che sentono il senso di appartenenza, perché questo è molto importante per noi. Abbiamo voluto dal giorno zero creare una realtà che generi entusiasmo, che generi senso di appartenenza, grazie ai nostri colori, ma soprattutto, e qua mi collego al progetto, grazie alla R che portiamo sul petto, frutto di importanti collaborazioni, stime reciproche con il Lanerossi Vicenza, che ha creduto in questo progetto quando io con il mio socio gliel'abbiamo presentato, e quindi assolutamente un ringraziamento va a Michele Nicolin, che è il direttore del tutto il settore giovanile del Lanerossi, e al direttore Werner Seber, che ha sposato da subito questa cosa qui. E grazie a loro possiamo portare sul petto questa bandiera vera e propria, questo emblema dello sport a Vicenza, che sicuramente ci aiuterà a creare sempre di più la voglia a tanti ragazzi di conoscere il calcio a 5. Ci saranno un sacco di movimenti da parte nostra per far conoscere sempre di più il calcio a 5, e insieme all'Lanerossi Vicenza riusciremo a costruire nel minor tempo possibile, ma senza correre per rischiare di fare le cose fatte male, un settore giovanile. Già dall'anno prossimo ci sarà sicuramente un'altra under, probabilmente la 17, e magari anche partendo un po' dal basso con un paio di squadre, diciamo di piccolini, ecco. E quindi questo è il nostro progetto ambizioso, ma probabilmente il più importante, dove la crescita della persona, del ragazzo, è al primo posto, prima ancora dei risultati sportivi. La R fa tanto, Sicuramente. te lo dice anche lui che è veronese. Però la R comunque è un simbolo che è spettacolare anche per chi non tifa la Lanerossi Vicenza. E come avete visto, insomma, nel nostro studio abbiamo anche una piccola televisione. In settimana qualcuno l'ha anche sfruttata per vedere Interbodo, non è andata benissimo, va molto meglio stasera che passano le immagini di Roblox. Ringraziamo allora i ragazzi di Roblox che ci hanno dato la possibilità di utilizzare i loro highlights. Tutti i venerdì sono dislocati in tutti i campi della serie C1, hanno anche loro il loro canale YouTube, quindi andate a vedere perché ci sono tantissimi highlights, tantissime riprese con il commento del buon Udino Baggio, un cognome, una garanzia. Beh, però sei sempre secondo dopo di me, mi ricordo Udino. Saluto il caro Udino che l'anno scorso ha condiviso con me le finali. E intanto continuiamo anche con i saluti. C'è anche Mattia Di Giambattista. Mattia Di Giambattista è il figlio più piccolo di Michele, futuro manager alla regia. Non fa i compiti, non va a letto perché c'è da guardare Zona Futsal. Michele, non puoi sgridarlo. Saluto anche Marco Guidolin, presidente del Carmen Visio Longare. Una cosa velocissima al volo: lunedì sera a Longare, Storie di Sport, una bellissima iniziativa che hanno organizzato i ragazzi del Longare. Ci sarà David Torresan, giocatore simbolo dell'Under 20 italiana di basket, che ha vinto il titolo europeo lo scorso anno, giocatore di seconda, un italiano insomma di genitori non italiani, che lo è diventato, che per il colore della pelle ha ricevuto parecchi insulti razzisti lo scorso anno, insulti che lo hanno rinvigorito e ha dato un grande aiuto alla nazionale italiana, insomma tanto talento anche nel basket. Sarà una bellissima serata, 20:45 a Longare lunedì sera. Salutiamo anche il buon Luca Cesari, altro braccio destro di Michele in fatto di comitato regionale del Veneto.
Abbiamo ringraziato Roplos per gli highlights e io devo ringraziare e mandare un grande bacione all'amico Nicola Cecchinato, perché al nostro fianco c'è anche c5time.it, diciamo la Bibbia del calcio a 5 veneto in fatto di numeri e tutto quello che possiamo metterci dentro. E Nicola preparerà delle clip, la prima ovviamente è riservata al Montello, cominciamo dalla C1, un Montello che guida la classifica di C1, poi ne parleremo, andremo dietro le quinte, ma intanto con Nicola Cecchinato, Cecchi Gol per gli amici, quelli di futsalveneto.com, quante battaglie dietro una tastiera tanti anni fa. Andiamo ad ascoltare allora i numeri, la numerologia del Montello Futsal 2020 di Nicola Cecchinato. C5 Time è orgogliosa di scendere in campo al fianco della nuova trasmissione Zona Futsal. Essere parte di questo progetto ci rende fieri del lavoro svolto in questi anni per dare la giusta profondità e il risalto che merita al futsal veneto. Venendo al calcio a 5 giocato, questa sera puntiamo i riflettori sulla regina della massima serie regionale, il Montello Futsal 2020. La squadra di mister Alessandro Donisi guida la Serie C1 sin dalla prima giornata. Protagonista di un duello d'alta quota contro un antagonista di assoluto rispetto come l'Arzignano Calcio a 5 di mister Luciano Sebastiano. Uno scontro diretto che finora ha vissuto 2 capitoli speculari. Alla prima giornata, Montello Futsal 2020 contro Arzignano finito 4-1. Alla 14ª giornata, Arzignano contro Montello Futsal 2020 terminato 5-2. Ma se guardiamo il quadro generale alla 20ª giornata, i numeri dei trevigiani sono impressionanti e certificano un primato meritato. Vediamo nel dettaglio il dominio in classifica. Il Montello guarda tutti dall'alto con 51 punti in 19 gare disputate, frutto di 17 vittorie e solo 2 sconfitte. Un rullino di marcia eccezionale. Vanta il miglior attacco con 96 gol fatti, una media di oltre 5 reti a partita e la miglior difesa con soli 44 gol subiti, per una differenza reti monstre di più 52. Tra le mura amiche, il Montello è semplicemente perfetto, 9 vittorie su 9 partite, 27 punti conquistati sui 27 disponibili, con 49 gol segnati e appena 16 subiti. Nessuno è riuscito a uscire indenne dal loro palazzetto. Una solidità casalinga che sta facendo la differenza in questo campionato di Serie C1. Anche lontano da casa il primato non vacilla. In 10 trasferte sono arrivate 8 vittorie, con un attacco sempre prolifico capace di mettere a segno ben 47 reti. I numeri parlano chiaro. Il Montello sta dettando il ritmo, mantenendo 4 punti di vantaggio su un Arzignano che non molla. La corsa verso il titolo è più viva che mai. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti. A presto! Grazie Nicola che ci ha raccontato i numeri del Futsal Montello 2020, squadra giovane che fa del campo amico il fortino di casa, non avete mai visto una sconfitta, non conoscete la sconfitta. L'ultimo tra l'altro KO, se ne parlava anche fuori onda, prima è arrivato al Palatezze. Forse è colpa mia, ero venuto a vedervi, era scuola perché andavo a vedere quest'anno, no, dai, anzi vi ho anche commentato che siete andati anche in vantaggio, lì potevate anche chiudere il campionato. Detto questo, l'ultimo numero, insomma Nicola ne ha raccontati tanti, mancano 4 gol ai 100, formazione che segna anche tanto, e aggiungo, poi parleremo di quello, c'è il double di impegni, campionato e coppa. Ma partiamo da quello che è insomma il primo posto, Alessandro, più 4. Ripercorrendo un po' tutti questi mesi, questo periodo, avresti fatto la firma o te lo eri anche immaginato quando a fine agosto vi siete ritrovati per preparare la stagione? Allora, vado un po' con ordine. Per me non è un più 4, è un più 1. Abbiamo una gara in più e quindi per noi è e resta una classifica ancora bugiarda. Noi ci aspettavamo di fare bene. Quello sì, non ci nascondiamo. Sentiamo da tante parti dire sì, Montello forte, favorito di qua di là, però la gente si scorda che a luglio-agosto la favorita era un'altra e quindi siamo stati secondo me molto bravi a dare continuità e di risultati e anche di rendimento, soprattutto quest'ultimo mese, giocare ogni 3 giorni con la pressione di vincere, con le squadre che giocano a 1000 contro di te.
non è semplice, dopo anche noi abbiamo a che fare con gli infortuni come ce l'hanno tutte le squadre, ci mancherebbe, però altre squadre hanno una settimana per recuperare, noi no. E noi sapevamo di essere una ottima squadra, però sapevamo anche che la C1 Veneta storicamente è una delle C1 più complicate d'Italia e sapevamo che noi Arzignano e Conegliano molto probabilmente avremmo fatto campionato a parte, così è stato. Adesso è diventata una corsa 2, però fino allo scontro diretto col Conegliano di 2 settimane fa era una corsa 3. E colgo l'occasione per fare enormi complimenti all'Arzignano, perché se questo campionato è vivo coi numeri che abbiamo noi è merito loro. Noi stiamo avendo numeri enormi, però se vogliamo parlare di numeri parliamo di una squadra che ha perso la prima giornata con noi e poi non ha più perso. È un cammino fantastico, è una squadra molto diversa da noi come caratteristiche, ma tremendamente efficace. E noi non pensiamo minimamente che 4 punti di vantaggio o 1 punto di vantaggio sia una cosa sufficiente per farci dormire sonni tranquilli. Siamo convinti che ce la faranno sudare e non siamo così convinti che vinceremo noi, perché 1 punto di vantaggio tu mi insegni che è un attimo. Contenti di essere lì, assolutamente, però torno a dirti, ci davano come contender di una squadra che era la favorita. Siamo molto contenti di essere là, però 5 giornate, considerato il doppio impegno più le Final Four molto probabili, a questo punto non ci fanno sicuramente ancora dormire sonni tranquilli. Domani sera, tra l'altro, voi giocherete col Vigo Real, Arzignano col Valdagno, 2 partite toste, un piccolo rewind a quello che è stato l'ultimo impegno di Coppa. Avete vinto, avete messo 2 sigilli, ne mancano altri 2 per conquistare la Final Four, ma questo può dar fastidio, anche se va detto insomma che hai una rosa lunga dotata di giocatori che si allenano bene, perché hai Big Jim, Edgar Bertone che li prepara molto bene, a parte gli scherzi, insomma il doppio impegno non è semplice. Forse se vado un po' indietro ricordo le team di qualche anno fa con Pablo Ranieri che vinse campionato e anche la Coppa, insomma in C2, sì. No, in C1, con quella bellissima finale A-Team Padova a Brendola con il cronometro che si ferma. Uno dei miei cruci a livello di dirette, perché non aver fatto quella diretta un po' mi rode. No, a parte gli scherzi, comunque può darvi fastidio, perché questo, come hai detto tu, insomma è un campionato dove non c'è nulla di scontato, si vedono anche i risultati, un Valdagno che era fino a ieri spacciato, si è ripreso, insomma può succedere di tutto. Ma allora guarda, concludo dicendoti appunto che hai parlato dei nostri impegni di domani sera. Noi, sia noi che l'Arzignano, giochiamo in casa con 2 squadre che devono salvarsi, e la mia esperienza mi insegna che a 5 giornate dalla fine le squadre che devono salvarsi non guardano in faccia a nessuno. Quindi saranno 2 gare tremendamente complicate sia per noi che per l'Arzignano. Per quanto riguarda la Coppa, io la Coppa non la vedo come un peso, la vedo come un privilegio. Se non avessimo voluto fare il doppio impegno non avremmo vinto la Coppa a tombolo. Io credo che una squadra forte abbia il dovere e debba avere la mentalità di competere su ogni fronte, anche sapendo che può anche non vincere niente, perché noi possiamo tranquillamente quest'anno arrivare secondi e perdere in semifinale di Coppa, ma nessuno ci potrà dire che è stata una stagione negativa, perché comunque una Coppa Veneto l'abbiamo portata a casa. E la partita di Torino è stata una partita difficile dal punto di vista logistico. Sicuramente siamo partiti alle 10 della mattina, siamo tornati alle 2 di notte, è stato sicuramente complicata. Di per sé la partita, a parte i primi 10 minuti dove siamo andati in difficoltà un po' perché stanchi dal viaggio, un po' per il campo, e dopo è stata in assoluto controllo. La mia fortuna è di avere dei ragazzi capitanati da Edgar, capitanati da delle vecchie volpi, perché prima abbiamo parlato di Coppe, di Robazza, di Bonazzo, di Panzera, però dietro ci sono Bertoni, Boin, Leandrigno, ci sono comunque giocatori che danno una mentalità a questi ragazzi. E l'abbiamo interpretata bene e abbiamo 5 gol di vantaggio, è un vantaggio, è inutile essere ipocriti, molto rassicurante, ci permette di affrontare il campionato facendo turnover in Coppa. È ovvio che c'è un'altra partita da giocare e non credo che la squadra di Torino venga qua in gita in Veneto.
Siamo contenti. Sicuramente non è stato facile questo mese giocare ogni 3 giorni, perché anche a livello mentale non è semplice, oltre che a livello fisico, però siamo anche orgogliosi di rappresentare il Veneto e di poter andare molto probabilmente nelle Marche tra un mese contro squadre fortissime del sud a dire la nostra. Dopo vada come vada. Parlando di Sud, 3 messaggi su YouTube. Nicolò Patti ci chiede se parliamo anche di futsal siciliano. Beh, se ci fanno il contratto per una zona futsal siciliana itinerante, in modo da assaggiare tutte le prelibatezze dell'isola del sud, insomma, io ci metto anche la firma, penso che anche i miei compari Andrea e Michele. Restando in tema di C1, il sogno, l'obiettivo ovviamente è quello di Jacopo e del suo staff, della sua squadra, di arrivarci tra qualche anno. Ci siete comunque arrivati perché eravate anche presenti voi a Tombolo proprio per vedere la finale. Lasciamo perdere il mega palcoscenico che è la Belbotea Arena, che è uno dei teatri, possiamo dire, del calcio a 5. Grande intensità, certo non vi siete annoiati, ne parlavi anche prima, insomma, gran squadra quella del Montello. Assolutamente sì. Beh, innanzitutto complimenti al mister perché abbiamo assistito a una grande vittoria quella sera e soprattutto complimenti per tutto questo cammino e questo lavoro che sta facendo il mister. Questa è la seconda volta che ci vediamo e abbiamo avuto modo anche quella sera di scambiarci un saluto e un in bocca al lupo e ha portato bene, no? Ha portato bene e quindi veramente una grandissima realtà il Montello. Per noi queste sono tutte realtà che guardiamo con la luce negli occhi, con gli occhi che brillano, perché per noi sono degli esempi da imitare, da inseguire con stima, come è giusto che sia nello sport. Poi è giusto anche che nascano rivalità, sfottò, tutte queste cose finché restano in un quadro, diciamo, in un quadro agonistico, diciamo, va bene così, l'importante è che non vada oltre, però ecco, bello creare queste belle sinergie, quindi complimenti al Montello, ma complimenti al mister, ecco, assolutamente. Belli tra l'altro anche i piatti che vedete là dietro di ovo sodo, mi viene fame, è anche l'ora, anche quella è giusta. Io però ho giocato d'anticipo, sono andato ieri sera, così intanto io me la sono fatta. Alessandro, guarda, live arrivano i saluti da Roma di Sonia, Daniele, Riccardo e Beppe, quindi insomma ci seguono anche da lontano, ci sarà sicuramente seguendo anche tua mamma. Tranquilla, è YouTube, quindi va tutto quanto bene. Sì. No, perché Mi hai messo un po' di difficoltà. Ma ti ho messo un po' in difficoltà, però anche tu non dovevi mostrare quel messaggio, voglio dire, quindi anche tu devi fare il bravo bambino. Ma la mamma quando chiede è difficile dirle di no, è molto complicato. Un link tra Vicenza e Montello, so anche parlare un po' di inglese, è anche la questione campi, insomma. Avete trovato un campo difficile in Piemonte, campi difficili ce ne sono tanti, insomma Alessandro, bisogna sostenere anche il calcio a 5, ci saranno sicuramente tante difficoltà, abbiamo la fortuna però in Veneto di avere anche tante belle strutture, insomma lo spettacolo lo fa anche l'esterno. Ma sì, assolutamente sì, noi sicuramente in Veneto siamo fortunati, io ho avuto la fortuna di appunto vedere tanti campi anche fuori regione e a volte ci lamentiamo di quello che abbiamo qua, ma perché non sappiamo cosa c'è in giro, secondo me, perché in C1 Trentina metà dei campi sono forse grandi come questa sala, per esempio. Il campo di Miane che adesso vediamo qui alle nostre spalle è forse l'unico campo che non è in parquet di tutta la C1 Veneta ed è comunque un campo magari un po' strano, un po' piccolo, ma dove comunque si può giocare un buon calcio a 5. E noi martedì siamo andati a giocare a Torino in una situazione di un campo che qua in Veneto non sarebbe mai omologato, molto probabilmente. E continuo a pensare che una squadra che ha una certa mentalità, che ha un obiettivo importante, non debba limitarsi all'alibi del campo. Quello no, però dico anche che delle volte sento delle lamentele e dopo usciamo di 40 minuti di macchina e troviamo situazioni
francamente discutibili. Quindi sicuramente poi sai, più il campo è bello, più la qualità emerge, più il campo è bello, più la palla si muove, più il campo è bello, più la gente ha voglia di correre. Tornando al discorso delle giovanili che diceva Jacopo, che intanto comunque ringrazio per i complimenti, è che anche avvicinare un ragazzo al calcio a 5, un conto è farlo giocare su un bel campo in parquet bello, e un conto fargli vedere immagini di un campo piccolo, sporco, in gomma, cioè, perché comunque a questa età questi ragazzi sono anche volubili, devi anche dargli la sensazione di farli rendere al meglio, e per rendere al meglio non serve solo una bella maglia, un bel pallone, ma serve anche un bel terreno di gioco. Però qua, ripeto, rispetto a altre regioni limitrofe, non parlo del sud, parlo anche di Piemonte, Emilia Romagna, Trentino, Friuli, noi siamo enormemente avanti, enormemente. Il microfono a Jacopo, perché arriva una domanda che non è proprio diretta a te, ma insomma fa capire che sei tu che devi dare la risposta. Da parte di Filippo Magnus, chissà se anche lui ha lottato un po' ai tempi romani, già il nome è Magnus, no? In Veneto ci sono tante strutture, a Vicenza no, purtroppo servirebbero un po' più strutture o sovvenzioni per ristrutturare. Cosa rispondi, Jacopo? Beh, allora, tu che sei comunque Vicenza. Assolutamente. Innanzitutto parole sante quelle del mister per quanto riguarda le cornici che vanno create per far appassionare e coinvolgere i giovani, quindi parole sante. E quasi mi rincuorano queste sue testimonianze vissute anche recentemente fuori regione, perché allora comunque ci dà modo di sperare che qui in Veneto un'attenzione in più al calcio a 5 ci sarà sempre. E la mia vuole essere una vera e propria, per rispondere anche a questa domanda, una vera e propria, non dico sensibilizzazione, ma quasi richiesta d'aiuto a realtà come noi che nella quotidianità portiamo avanti diverse aziende. Noi siamo un gruppo di società che ha deciso, insieme a tanti nostri sponsor e partner che hanno sposato la causa, di investire in questo mondo, in questo sport, per tutti i motivi che ti raccontavo prima, e abbiamo bisogno che le amministrazioni vedano l'impegno che poi tutto questo movimento, questa realtà merita. E quindi è importante che tutte quante le società di tutte le città cerchino di coinvolgere e sensibilizzare le varie amministrazioni, i vari comuni, i vari uffici dello sport, a dargli un motivo in più per creare spazi, per creare strutture, per metterle le strutture che ci sono, a renderle performanti. Noi col comune di Vicenza era iniziato assolutamente un progetto che noi dovevamo essere diciamo il motivo principale per aprire questa struttura. Purtroppo poi la burocrazia italiana la conosciamo e quindi i tempi si allungano sempre, ma siamo fiduciosi che con la nuova stagione a Vicenza ci sarà una struttura in più, così che sia il nostro progetto ma anche spazio per tanti altri sport possano evolvere. Tanto abbiamo scoperto chi è Filippo Magnus. Salutiamo Filippo Concato. Qualcuno dei vicentini qua lo conosce. Allora, venendo ai campi ci saranno anche difficoltà, ma io direi, regia, di mandare quello che è stato il teatro della sfida d'alta quota, proprio lo avevamo detto prima, tra Valli e Mirano, un palazzetto strabordante di tifosi appassionati, 700 erano seduti in tribuna. Vicino, eccoli qua, li vediamo, queste qua sono si vede insomma dalla tribuna stampa del palazzetto di Valli, una partita che è finita in parità, le due squadre sono a quota 46, si stanno giocando il campionato, una C2 davvero davvero emozionante, lo è un po' meno dal punto di vista dei risultati quella del girone A, dove c'è il Cuore Celtic Verona che sta dominando il campionato, 6 punti di vantaggio con il Trissino. Poche settimane fa, insomma, la goleada, ero lì presente, non vi dico l'amico Ferrari, il presidente del Trissino, cosa abbia pensato e detto, però insomma un Cuore Celtic che spero di avere presto qua come ospite, insomma sta facendo un grande campionato. Nel girone C c'è l'Atletico Bassano, ma queste sono un po' le immagini della C2.
quanto è bello, lo è stato anche la Belbotea Arena, insomma era strabordante, quanto deve essere emozionante, Alessandro, mister Del Montello, giocare quando alle spalle o davanti ci sono seggiolini tutti pieni. Ma allora, parto dicendoti che la partita che hai raccontato prima di Chioggia, io me la sono fatta raccontare perché là nel Valli gioca il buon Michele Penzo, mio ex giocatore al Padova in Serie B, e mi ha detto che è stato un evento in settimana quella partita, cioè venerdì è stato il culmine di quella partita. È una bella sensazione, anche perché quando arrivi a giocare in un palazzetto pieno vuol dire che prima hai lavorato bene, hai fatto risultati, hai creato interesse, quindi il palazzetto pieno è anche sinonimo di ciò che hai fatto tu o che ha fatto l'avversario, e quindi è una bella sensazione, è molto motivante. Penso anche che sia anche performante per i giocatori, perché un conto è giocare davanti a 50 persone, un conto è giocare davanti a 700, c'è chi ce la fa e c'è a chi trema un po' le gambe, però magari gli tremano le gambe la prima volta, la seconda e la terza no. È bello, hai gli occhi addosso, avere gli occhi addosso significa ricevere complimenti e critiche, però sono sempre sensazioni belle da provare. Noi quando abbiamo vinto la Coppa abbiamo giocato contro quei ragazzi terribili del Mestre e c'era metà tribuna piena di gente da Mestre, Pullman che sono venuti, è stato bello, sembrava quasi di poter giocare fuori casa, però era bello, eravamo pieni e abbiamo vinto fortunatamente, però la cornice di pubblico ha vinto secondo me più che noi. Sicuramente ha vinto, e ricordo che grandi emozioni, io ero con Roberto Tosin a commentare la partita, insomma eravamo veramente schiacciati l'uno contro l'altro, siamo anche due belle stazze grosse che io e Roberto, grande emozione. Come sono grandi emozioni, intanto salutiamo tutti gli amici della C2 e nelle prossime puntate torneremo sicuramente a parlare. Tante sono anche le persone che vanno a vedere il Vicenza Calcio a 5. Se il Valli e il Mirano hanno 13 punti di vantaggio, il Vicenza ne ha 12 in questo momento, ma io direi di fare un salto in Serie D e di tornare dall'amico Nicola Cecchinato di C5 Time per ascoltare la clip sui numeri biancorossi. Ora puntiamo i riflettori sulla Serie D Girone A di Vicenza, dove il Vicenza Calcio a 5 continua imperterrito la sua marcia imperiale verso la C2. A 7 giornate dal termine, la squadra di mister Vincenzo Cavallo sta mettendo in atto una vera dittatura sportiva, lasciando alle avversarie solo le briciole. Dopo 19 match, i biancorossi viaggiano a velocità folle, 55 punti totali con un vantaggio siderale di Placion 12 sulla seconda in classifica. Il percorso parla chiaro, 18 vittorie, un solo pareggio e 0 sconfitte. L'imbattibilità è il vero marchio di fabbrica di questo gruppo. L'attacco è atomico con 114 gol fatti, mentre la difesa ha subito solo 42 reti, portando a una differenza reti monstre di più 72. Il Palamotta è un fortino inespugnabile. In casa il Vicenza ha conquistato 25 punti in 9 partite, segnando 53 gol e subendone solo 20. Ma è in trasferta che diventano letali, un percorso netto di 10 vittorie su 10 gare, con ben 61 gol realizzati lontano da casa. Mister Cavallo ha plasmato una macchina perfetta. A 7 giornate dal termine il traguardo è vicino. La Serie C2 aspetta i biancorossi. Sempre sul pezzo, sempre con C5 Time. Vittorie su 10 gare, con ben 61 gol realizzati lontano da casa. Mister Cavallo. Eccoci, questi erano i numeri del buon Nicola Cecchinato. Mi ero un po' impappinato nel leggere il commento di Ivan Bonato, l'amico che mi deve una serie di birre dopo l'articolo uscito sul giornale di Vicenza. Parliamo di Don Romeo C2. L'anno scorso, vi ricordate ragazzi che eravamo là proprio alla Palla San Marco, lo abbiamo detto anche prima, comunque Ivan, che avevamo raccontato quella sfida tra Don Romeo ed Arzignano, vinse l'Arzignano che poi da lì in poi iniziò il finale del cammino per la C1. Grandi emozioni, ed è sempre fantastico anche per me che commento qualche partitina raccontarle. Ricordo anche ultimamente un derby Maccan-Pordenone dove veramente avevo la gente in braccio.
Chissà che magari fra qualche anno arriverò a commentare anche i colori biancorossi, mai dire mai, vedremo se saprò ancora parlare. Io me lo auguro perché alleno sempre la voce. Avete sentito i numeri? Cosa dire? Voi non lo avete visto, ma io sì, perché il buon Nicola mi aveva già mandato ovviamente in precedenza questo video. 92% l'obiettivo è fatto. 12 punti di vantaggio, dietro qualcuna, l'isola dell'amico Carollo, aspetta ancora che devo andare a prendermi la treccia, gran pasticcere, buon Fabio Carollo, sono 12 punti, sono 4 partite, non è però ancora detta, però insomma dai, siete sulla bocca di tutti. Questo Vicenza sta già pensando alla C2, cosa mi dici Jacopo? Allora Stefano, innanzitutto tranquillo che a tempo debito sapremo darti soddisfazione anche per le tue telecronache biancorosse, ma d'obbligo un saluto e un ringraziamento a Nicola di C5 Time, perché veramente anche lui svolge un lavoro veramente prezioso e importante per il calcio a 5, e ricordo la sua intervista ad agosto quando ero in vacanza con la famiglia, ma stavamo lavorando al ritiro e a chiudere il cerchio per far partire la stagione, e mi fece un'intervista importante e ci ha dato un grande lustro, un grande spazio, perché per noi la parte mediatica, la parte social, chiamiamola così, è molto importante, sempre per quel discorso di generare entusiasmo e senso d'appartenenza. Quindi siamo finiti sì sulla bocca di tutti, ripeto, chi magari ci ha visto in una maniera positiva, chi magari ci ha visto in una maniera maliziosa, però come dicevo prima è normale, che poi è fisiologico che i rapporti poi prendano la loro strada, ma come ho detto al principio noi ritengo che siamo entrati in questo mondo per voler fare del bene a questo mondo, per far bene alla città di Vicenza, e lo sapete tutti, no? Gli interessi sono più indiretti che diretti alla fine per un imprenditore che sposa questo progetto, quindi davvero c'è una buona fede, del buon senso a fare tutto quello che facciamo, e quindi quello che posso dire è che questo campionato sta regalando a noi, che è la prima volta che viviamo delle emozioni che solo lo sport sa dare, no? Le gratificazioni istantanee, immediate, che solo lo sport sa regalare. Quindi per noi stiamo vivendo un momento magico, un momento che abbiamo preparato, un momento che non è lì a caso, ci abbiamo lavorato molto, a partire dalla squadra fatta dai nostri direttori, appunto Luca Cavaretta che citavi prima, e lo stesso Filippo Concato, che non era comunque semplice anche coinvolgere determinati giocatori, determinate persone ad un progetto nuovo, con magari negli ultimi anni un po' nell'ombra, e partire dalla D, e non era facile coinvolgere questi giocatori, e con le indicazioni e le volontà del nostro mister, che saluto e ringrazio per veramente il lavoro che sta facendo, e insieme appunto a Concato e a Cavaretta hanno creato un team e una squadra che i numeri parlano da soli, non serve sicuramente commentarli. Adesso chiaramente noi manca pochissimo, manca però la matematica, quindi io non è che sia un super scaramantico, però diciamo che ci aspettiamo di chiudere in bellezza il campionato, ecco. E quando parlo di chiudere in bellezza il campionato, come ho detto proprio ieri ai nostri giocatori che siamo andati a trovare in allenamento, dobbiamo assolutamente difendere 12 punti, che sono tanti, ci si potrebbe anche permettere di rilassarci, ma noi vogliamo dimostrare di essere una grande squadra, con una grande mentalità, e quindi andare a combattere veramente, come dico a loro, su ogni pallone fino al 60° minuto. Ecco, la C2 speriamo che sarà il nostro palcoscenico dell'anno prossimo. Domanda così a bruciapelo, ma il mister è sempre vestito bene anche in allenamento o gli concedete la tuta? In allenamento la tuta di rappresentanza, giustamente. Salutiamo il mister Cavallo, che oltre a portarvi insomma in vetta alla classifica con la super squadra, la corazzata, chiamatela come volete, però alla fine loro l'hanno costruita ed è giusto che si prendano i meriti di tutto ciò. C'è anche il discorso Coppa, a difendere i colori vicentini.
perché stiamo parlando del girone vicentino, ci siete voi, c'è anche l'Isola 5, tra qualche settimana ci saranno le sfide dei quarti di finale, anche lì insomma c'è la voglia, settinotto, ne arriveranno soltanto 4 per andare a giocarsi la Coppa di Dia a Tombolo. Altro obiettivo di questa stagione per il Vicenza Calcio 5. Assolutamente sì. Beh, tornando alle emozioni che regala lo sport, nessuno più della competizione della Coppa, in quanto è dentro o fuori, come insegna il nostro amico Mister, che di Coppa di finali ne ha fatte un po', appunto, e la Coppa regala emozioni incredibili e noi siamo emozionati e felicissimi di andarci a giocare questo quarto di finale contro i Mittici, in una trasferta lunga, sicuramente impegnativa, in un campo sicuramente molto ostico. Arrivati a questo punto, poi se sei lì un motivo c'è. Poi noi siamo abituati che con noi tutti danno il 110%, e quindi a maggior ragione se ci troviamo ai quarti di finale di Coppa davanti avremo non solo una squadra che ce la metterà tutta anche per interrompere la striscia positiva, ma soprattutto perché se lì un motivo c'è. Andremo a viso aperto, andremo a testa alta, perché un grande desiderio è quello di andare a vivere la Final Four in quella cornice pazzesca che, ripeto, ho vissuto nella finale di Coppa col Montello e la Fenice, e del Belboté Arena, è incredibile, pazzesca, e speriamo anche noi di poter vivere questa esperienza. Farlo già il primo anno non potremmo chiedere di più veramente, però ce la metteremo tutta per realizzare anche quest'altro obiettivo. Diego Ferrari, lo abbiamo nominato presidente della Futsal Trissino, vi saluta. Arrivano anche i saluti da parte del mister e anche i complimenti da parte di mister Vincenzo Cavallo per Alessandro Donisi. Alessandro, tu che hai giocato qualche giorno fa proprio nel campo dove il Vicenza andrà a giocare contro i Mittici, che indicazione puoi dare? Insomma, perché come dicevi prima è uno dei pochi campi che non ha il parquet, c'è qualcosa di diverso nel gioco, ovviamente i giocatori in campo sapranno quali sono le differenze, però un fortino piccolino cosa deve aspettarsi? Anche se è una sfida di Serie D, comunque il catino bollente è sempre quello. Ma allora, intanto saluto anch'io il grande Vincenzo Cavallo. Che cosa aspettarsi? Innanzitutto la palla viaggia diversamente rispetto al parquet, quindi la qualità del passaggio diventa fondamentale. La seconda cosa sono le distanze, cioè il campo di Miane è uno dei campi forse più piccoli del campionato, dove ovviamente chi ci si allena sa come muoversi, sa tante cose, e se non hai le distanze giuste quando vai a pressare la palla puoi andare un po' in difficoltà. Credo che poi però le difficoltà arrivano nei primi 5-10 minuti, una volta che hai capito dove sei, contro chi giochi, e soprattutto se sei una squadra che ha 12 punti di vantaggio sulla seconda, non c'è campo che tenga, secondo me. Poi si può vincere, si può perdere, perché le partite sono strane, ci sono gli episodi, ci sono tante cose, però per una squadra forte l'alibi del campo regge fino a un certo punto. Sicuramente, anche banalmente parlando, un calcio d'angolo dove hai il calcio d'angolo a mezzo metro dall'area è una partita dove ogni calcio d'angolo, una palla forte in mezzo, può essere pericolosa. Cioè ci sono dei dettagli sicuramente differenti da giocare a Miane o al Palatezze, questo è ovvio. Guarda, scusa se ti interrompo, ma senza volerlo, tu non lo vedevi, ma io lo vedevo, parlavi di palla inattiva, proprio un gol vostro con Capitan Coop che è sbucato in mezzo alla difesa, insomma spazi sono stretti, però, sì, però vedi, si gioca sempre a calcio. Quello è un gol che potevi fare su quel campo lì, un gol così al Palatezze è molto difficile farlo. Ok, sono dei piccoli dettagli, però poi alla fine, ti ripeto, tornando al discorso di prima, Miane è un campo complicato in Veneto, ma se fosse in un'altra regione sarebbe forse uno dei campi migliori, e questo fa un po' sorridere. C'è da lavorare, il vostro lavoro è quello di portare le vostre squadre in alto. Jacopo, restando sempre in Serie D, stagione perfetta fin qui, c'è qualcosa su cui invece vorresti tornare indietro, perché bisogna sempre trovarlo il pelo nell'uovo, no? Ok, ma non solo nell'uovo ma anche nell'uovo sodo. Che bella battuta che ho fatto stasera, mi sono guadagnato. Questa potevi fare, ci stava. No, dai. No, a parte gli scherzi, c'è qualcosa comunque su cui torneresti indietro per migliorare,
oppure comunque anche degli errori si impara sempre? Sì, assolutamente, ma ripeto, in questo cammino se ci sono stati un paio di defiance o qualcosina che sicuramente sulla quale lavoreremo, sia per concetti fuori dal campo che nel campo, non sono stati rilevanti perché fortunatamente, e non solo fortunatamente, perché alla fine, ripeto, la fortuna aiuta gli audaci, e qua ce n'è stato tanto da vendere, di audacia. Le cose positive fatte, le mosse giuste e le scelte corrette hanno prevalso anche su qualche dettaglio che però non è mai passato inosservato. Noi abbiamo come autocritica probabilmente la nostra parola d'ordine, e farlo al primo anno con comunque un under 21 creata e che comunque è sulla parte alta della classifica, 12 punti sulla seconda, 7 partite alla fine, un quarto di finale da giocarsi, andare a fare autocritica io credo che sia l'esempio chiaro che noi, la nostra società, sappiamo esattamente dove vogliamo arrivare, e la cosa bella è che siamo tutti allineati, dal nostro mister allo staff ai dirigenti, siamo tutti allineati a questo modus operandi, quindi non riesco a trovare qualcosa da recriminare, perché anche quando c'è stato un problema forse siamo noi che l'abbiamo trovato, cercato, e quindi ecco, voglio vederla in questa maniera. Vi state giocando campionato e coppa, se dovessi sceglierne una, puoi anche rispondere a entrambe. Ma ovviamente quello che per noi è importante è salire di categoria e farlo il prima possibile, quindi speriamo veramente di poter festeggiare la matematica a breve, quindi questo era l'obiettivo principale, perché la categoria della Serie D sarà una Serie D, ma comunque una Serie D quest'anno almeno è stata una Serie D che, al di là dei nostri 12 punti, è stata una Serie D comunque combattuta, probabilmente in due fasce, una fascia alta e una fascia bassa, ma è una Serie D, almeno abbiamo visto anche squadre e giocatori veramente che giocano col cuore in mano, e quindi non era così banale, scontato il cammino che abbiamo fatto, anche perché le nostre rivali, a partire dall'Isola, a partire da Val di Lasi, la stessa città murata, hanno dato filo da torcere, e quindi sicuramente il campionato è il campionato, però che te lo dico a fare, la Coppa, come ho detto prima, regala delle emozioni incredibili, e speriamo che potremo godere anche di quello, o comunque quantomeno combattere fino alla fine. Il buon Concato ha detto tutte e due. Sì, giustamente. Tutte e due, perché bisogna provarci fino alla fine. Giustamente. Su tutti i fronti. Ho dato una risposta anche, più diplomatica, diciamo. Dai. Salutiamo anche Simone Di Piera che ci sta seguendo. Viva il futsal, il nostro futsal. E siamo ormai in chiusura, ovviamente l'augurio è quello di poter festeggiare a Vicenza, perché sono comodo. Non dico niente ad Alessandro perché mi ha detto non fare a me questa domanda, ma cosa posso domandare a un mister che comunque no, le battute era solo là per una delle solite cazzate che il buon test deve sparare, perché sennò non è una trasmissione fatta bene. Finali ne hai giocate, ne hai perse anche tante, ne parlavamo prima, quando non eri favorito, quando lo eri invece le hai vinte. Però comunque sono anche le sconfitte che ti forgiano, come dicevi tu prima in apertura, mi sto giocando 2 competizioni, posso vincere tutto, posso vincere niente, però nulla toglie insomma che il lavoro quotidiano, settimanale, è quello di portare a casa la vittoria per il tuo Montello. Ma allora, guarda, a parte gli scherzi, ti rispondo alla cosa di prima. Io credo che il campionato abbia il grosso vantaggio rispetto alla Coppa che conosciamo gli avversari, quindi sappiamo chi dobbiamo battere. In Coppa andremo a giocare contro squadre del quale sapremo poco, quindi è sempre poi difficile sapere come finirà. Io in 12 anni, sì, 6 promozioni, 7-8 finali di Coppa, adesso onestamente non mi ricordo. È vero che ne ho più perse che vinte e non mi vergogno a dirlo, ne ho vinte penso 3 e forse perse 4-5, però è anche vero che va detto secondo me 2 cose. La prima è che banalmente parlando con Senemi le finali c'è chi le gioca e c'è chi le guarda, quindi intanto là bisogna arrivarci. E non è da tutti, perché dopo
io credo che chi dice che vincere sia facile abbia sempre vinto molto poco, perché chi ha vinto non ti dice che vincere è facile. È vero che arrivare in finale, banalmente parlando, sai che affronti una squadra forte come te, perché se no sembra che sempre se perdiamo è colpa nostra, se vinciamo è merito nostro, ma delle volte ci sono degli avversari che sono forti, sono motivati, sono preparati, sono attenti, sono ben allenati. Noi stiamo competendo contro l'Arzignano, che è forte, allenato bene, costante, fisico. Abbiamo giocato una finale col Mestre, l'abbiamo vinta, magari l'avessimo giocata col Conegliano la perdavamo. Ok, però bisogna sempre, la seconda cosa che voglio dirti è che per arrivare in finale c'è un percorso, e io quando perdo una finale cerco di non dimenticarmi le bellissime sensazioni della sera prima quando ho vinto una semifinale, e passo la notte sveglio a pensare che il giorno dopo giocherò una finale. Quelle sono sensazioni che non ti toglie nessuno, poi puoi vincere, puoi perdere. Io credo che nello sport bisogna anche ogni tanto dire che si perde perché sono più bravi gli altri, perché sennò è troppo facile dire che è sempre colpa nostra. Le promozioni sono un percorso, ne ho fatte 6, le ho fatte col femminile e le ho fatte col maschile, e sono percorsi perché partono da agosto, arrivano a maggio ed è una corsa a tappe. Le coppe sono brevi, sono intense, contano molto di più i dettagli, contano molto più queste cose qua. Sono sensazioni diverse, ma entrambe belle. Però torno a dirti, e poi concludo, l'importante è essere competitivi, è essere lì, lottare, esserci. Dopo, ragazzi, ne vince una. Noi andremo alle Final Four sapendo che ne vince una, siamo 4 forti, ovvio che non andiamo lì per partecipare, ma siamo anche consapevoli che possiamo non vincere. Allora, se sei sereno nell'affrontare questo e la coscienza a posto, nessuno potrà mai dirti niente. In campionato, se noi non lo vinceremo, non credo che non lo vinceremo perché non siamo stati bravi noi, non lo vinceremo perché gli altri hanno fatto qualcosa di straordinario e secondo me gli va riconosciuto. Parole sante, cos'altro aggiungere? Aggiungo che Zona Futsal c'è sempre, quindi noi a prescindere abbiamo sempre vinto. Come ha detto il buon Matteo Sgaggero, Testoni sei come il prezzemolo, e vabbè, hai ragione, anche se io non amo mettere il prezzemolo sopra i piatti. Una cucina passata. 21:45, è stata una bella oretta e un quarto di chiacchierata. Abbiamo avuto il battesimo da parte di Don, che poi ha confermato che un po' Don lo è, Beppi Ruzza. Qui in studio, negli studi di Media Gol a Bolzano Vicentino, abbiamo avuto Alessandro Lonisi, tecnico del Futsal Montello 2020, e Jacopo Tranquilli, presidente del Vicenza. Io vi auguro che possiate raccogliere tutte le soddisfazioni per cui state lavorando. Da buon appassionato di futsal non mi permettono di tifare per nessuna squadra. Ok, quindi Lo sport. Esatto, deve vincere lo sport, bisogna divertirsi, poi è chiaro che le simpatie ci sono sempre, però quello che state dimostrando voi in campo, ma come ha detto il buon Alessandro, perdo il campionato, non lo perdo solo per demerito mio, me lo perdo anche per meriti altrui, non voglio guffartela, anzi salutami anche Federica, bravissima social manager, che oggi mi ha bacchettato, ma aveva anche ragione. A parte gli scherzi, noi lo sappiamo, qualche messaggino, ci sentiamo una volta ogni 10 anni, però dopo ci sentiamo un bel po', no, di tempo. A parte gli scherzi, grazie a Roblox che ci ha regalato gli highlights e lo continuerà a fare anche per le prossime settimane. Applauso a Roblox, anagramma del mio nome, diceva Tiziano Ferro con notizia, Roblox, lo sport. Ok, ci ho messo un po' di tempo, poi me l'hanno detto perché non ci arrivavo. Grazie ovviamente al buon Nicola Cecchinato, Cecchi Gol di C5 Time che segue con una grande squadra. E allora aggiungo, visto che negli highlights del Vicenza c'era anche il buon La Leonicena di Giulio Cosaro, salutiamo anche Giulio che almeno è felice, anche lui ci ha dato una grande mano a Tombolo. Grazie a Michele Di Giambattista
che nonostante tutto alle 20:27 ha fatto partire anche i microfoni. Grazie Michele, ti loviamo e ti mandiamo un cuoricino. E grazie anche ad Andrea che è lì che che vi sta raccontando con le storie Instagram, Facebook, Facebook solo per i boomer come me, quello che succede nel dietro le quinte. Grazie ancora ragazzi, in bocca al lupo per il resto della stagione e chissà che Zona Futsal non possa avervi dato ulteriore spinta per quelli che sono i vostri obiettivi presenti e futuro. Dal vostro test posso dire che la prima puntata è andata, sono stato promosso, me lo confermi Michele? No, mi ha detto di no, quindi cercherò di migliorarmi. E una cosa, il vestito, vorrei ringraziare anche il mio stilista Bruno Bicego che mi ha costretto per il grande evento del Vicenza a prendere una cosa bianca con la giacchetta. Ciao Bruno, saluto anche a casa e il pubblico. Ci vediamo settimana prossima, giovedì prossimo, seconda puntata di Zona Futsal. Applauso! Scopri l'eccellenza della grafica digitale con Digital Vision. Situati in via Giorgione, 13 a Ramon di Campagna TV, offriamo soluzioni innovative e personalizzate per trasformare le tue idee in realtà. Affidati a noi per stampe di alta qualità, design creativi e servizi digitali su misura. Digital Vision, il tuo partner di fiducia per una comunicazione visiva vincente. Un luogo dove la ristorazione diventa esperienza. Nel cuore di Vicenza, unisce cucina, convivialità e cultura del gusto in un ambiente elegante ma autentico, capace di far sentire ogni ospite parte di qualcosa di speciale. Qui la tradizione italiana incontra la creatività contemporanea, piatti curati nei dettagli, ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e una cucina che valorizza sapori riconoscibili ma mai scontati. Accanto alla proposta gastronomica, la pizzeria esprime lo stesso spirito, impasti studiati, materie prime di qualità e abbinamenti che vanno oltre l'ordinario. Ovosodo è anche ricerca e scoperta. Una cantina importante, degustazioni guidate, eventi esclusivi e format esperienziali trasformano ogni visita in un percorso da vivere. Non solo da assaporare. Dalla cena quotidiana alle serate speciali, dagli spazi intimi alle esperienze private. In un ambiente dinamico, raffinato e accogliente, dove il tempo rallenta e il piacere della tavola diventa protagonista. Un ristorante, una pizzeria, un luogo da vivere.